Posso partire? Va bene, allora, buongiorno a tutti, ci siamo già salutati, ma grazie di essere venuti qui, perché noi abbiamo pensato di fare questo incontro. Questi incontri noi li organizziamo durante l'estate, noi facciamo questi nostri programmi annuali, e abbiamo pensato di fare questo incontro in vista dei 100 anni, perché insomma l'anno prossimo noi compiamo 100 anni, che non sono pochi neanche per un'associazione. E allora abbiamo detto, facciamo un po' il punto della situazione, una riflessione, no? In modo da capire anche come possiamo andare avanti. Poi, tra l'altro, ieri c'è stata questa intervista sul Secolo, che credo molti di voi hanno visto, all'assessore Montanari, che insomma prefigura diciamo parecchi lavori in questo museo, che sicuramente andrà verso una ristrutturazione che poi sarà anche molto bella, molto importante, molto interessante. Ah, ecco. Io proietto subito il Museo di Storia Naturale, perché noi viviamo per il Museo di Storia Naturale. Siamo un'associazione non proprio dotata di, come dire, di vita propria, ma viviamo per il museo, siamo sorti per il museo, continuiamo ad andare avanti per questo. Ma come vedete oggi non siamo in museo, siamo qui presso l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, che vogliamo ringraziare per questa ospitalità, perché per noi è fondamentale poter portare avanti la vita dell'associazione continuando a proporre conferenze e insomma incontri, e quindi ringraziamo l'Accademia di questo. Abbiamo insieme all'Accademia, ci permettiamo di metterci insieme, l'Accademia è stata fondata nel 1798, quindi ben prima di noi, ma abbiamo un impegno comune per la diffusione della cultura in città. Abbiamo anche dei soci in comune, diversi soci in comune, tra cui abbiamo anche il presidente dell'Accademia, che è nostro socio da molti anni, è stato consigliere, proboviro, insomma ci segue da molto tempo. E poi dalla fine del 24 noi abbiamo insieme firmato un protocollo d'intesa proprio di collaborazione. Ora il Museo d'Oro abbiamo detto che è in ristrutturazione, è chiuso al pubblico, ma le attività nel museo, come dirà bene il dottor Doria, che ringrazio per essere qui, non lo vedo, ma, perché ci racconterà un po' quello che succede comunque in museo, perché le attività vanno avanti nonostante la chiusura, e anche parlerà anche qualche accenno di futuro. E dicevo, noi cerchiamo di ripercorrere, per fare il punto della situazione a 100 anni, di ripercorrere un po' di storia dell'associazione. Però la storia dell'associazione non può essere disintrecciata, diciamo, sì è distinta, ma non può essere così troppo tenuta separata da quella del museo, perché vedremo che tra i fondatori dell'associazione c'era il direttore allora, il vice direttore di allora del museo. Perché ripercorriamo un po' di storia? Perché forse riguardando un po' la nostra storia, coloro che sono venuti prima di noi, quello che è stato fatto, questo ci può anche aiutare per prefigurare il nostro futuro, anche coi tempi cambiati. E come vi dicevo, interverrà il direttore per parlare di questo. Allora, l'Amici del Museo è stata fondata nel 1927, tra un anno, in pratica tra un anno e mezzo, compiremo 100 anni. Invece il Museo di Storia Naturale è stato istituito nel 1867. Ora, per fare la storia, presentarvi un po' di storia dell'associazione, io mi sono basata su questo libretto azzurro che abbiamo disseminato già per la sala, e che i nostri soci direi dovrebbero avere già tutti, ma ci fa piacere anche darlo a tutte le persone interessate. Questo libretto riguarda i primi 80 anni dell'associazione ed è stato scritto dal nostro direttore Roberto Poggi, direttore che adesso è conservatore onorario a vita del museo ed è anche il nostro segretario, il segretario dell'associazione. E lo ringraziamo per questo. È un testo molto importante e interessante perché raccoglie i primi 80 anni dell'associazione. Allora, seguendo questo testo, viene fuori che la nostra associazione è stata fondata il 25 giugno del 27,
Poi sono state fatte delle assemblee a fine dicembre 27, inizio 28, ed è stato eletto il primo consiglio direttivo. Il presidente era il grande ufficiale, senatore Felice Bensa, ma i consiglieri erano Raffaello Gestro, direttore, Decio Vinciguerra, vice direttore. E poi aggiungo i nomi di alcuni consiglieri perché vorrei raccontare una cosa che recentemente ha scritto sempre il nostro dottor Poggi a proposito di un qualche cosa che è stata realizzata pochi anni prima del sorgere del museo. Allora, questo Mancini, tesoriere, poi ricordiamocelo perché lo riprendono più avanti, Dodero, Ivrea, Solari, allora si misero d'accordo, cioè si diedero da fare, insomma, per portare a Genova la collezione di menotteri di Gribodo, che era un ingegnere torinese che aveva collaborato col museo e che nel 1924 era deceduto e quindi voleva che la collezione arrivasse al Museo di Doria, al Museo Doria. Allora queste 4 persone qui, c'erano poi anche degli altri naturalmente consiglieri in consiglio, ma si potrebbero un po' prefigurare come l'associazione in nuce, sono quelli che un po' per primi hanno pensato di dare una mano al museo. Nel 1931 è diventato presidente onorario il principe Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, spedizione al Polo Nord, eccetera. E agli anni 30 erano circa 80 soci, naturalisti e importanti personalità locali, nobili e imprenditori. Erano il fior della cultura e della società genovese. E questo è il primo statuto, redatto nel 28, e leggo con voi il primo articolo perché è quello su cui poi è andata avanti l'associazione. È costituita in Genova col nome di Società degli Amici del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria. Ecco, noi inizialmente ci siamo chiamati società, adesso abbiamo poi un po' cambiato, aggiornato ad associazione. Comunque era un'associazione già allora che ha lo scopo di promuovere e favorire l'incremento del museo affinché questo conservi e aumenti la grande importanza da esso assunta mediante l'accrescimento delle collezioni e della biblioteca, lo sviluppo dei laboratori, l'organizzazione di spedizioni a scopo di raccolta, esercitando una continua propaganda perché ne sia sempre più riconosciuta ed apprezzata l'opera scientifica. Allora, questo è quanto è stato scritto nel primo statuto. Allora, da quasi 100 anni noi siamo a sostegno del museo, quindi andiamo un pochino avanti. Nel 27 abbiamo detto c'è questa fondazione, poi nel 40-48 il museo è chiuso, c'è stata la guerra, e riprendo un attimo la storia di Cesare Mancini, tesoriere, il primo tesoriere, perché questo è sfollato da Genova, si è portato dietro i buoni del tesoro, tutto quello che poteva essere diciamo quello che aveva come tesoro l'associazione, è sfollato da Genova, ha salvato questi soldi, ma poveraccio ha perso la casa che aveva in Genova, quindi mi sembra particolarmente meritorio. Nel 52 sono iniziate un po' le prime conferenze scientifiche divulgative. Nel 53-54 si arrivò alla sistemazione dell'elefante antico, che adesso poi vi farò rivedere, che era stato trovato nel 41 in una diciamo, situazione di farina fossile vicino a Viterbo. Nel 53 il primo presidente è stato sostituito da Anselmo Foroni Lofaro, nel 58 l'associazione è diventata ente morale, nel 59 mi sembra interessante ricordare un intervento sulla toponomastica genovese, perché il vicepresidente Giancarlo Doria si era impegnato presso il comune per fare intitolare le strade di nuovi quartieri come Quezzi, come Marazzi, ad alcuni naturalisti che avevano collaborato col Museo di Genova, tipo Fea, Emery. Questo è l'elefante antico, e era nella foto, se ricordate, che ha visto ieri l'intervista a Montanari, è un po' un emblema del museo. L'associazione ha collaborato a portare a Genova questo, le ossa di questo elefante antico, quindi è uno, direi, dei primi grossi diciamo doni che l'associazione ha fatto al museo. Infatti c'è anche una targa che lo ricorda.
Facendo ancora un po' di storia arriviamo agli anni 70, perché negli anni 60 c'erano stati un po' di problemi tra incomprensioni, diciamo, fra il museo e l'associazione. Nel 70, con l'arrivo del presidente Coppello, che io ho imparato che è stato evidentemente un grande mediatore, poi il fatto che è arrivata Lilia Capocaccia come direttrice nel 76 del museo, si sono ripresi i contatti alla grande tra il museo e l'associazione. Quindi sono state realizzate gite sociali, naturalistiche in Italia, Europa, Africa, riunioni conviviali, conferenze divulgative. E nel 1986 siamo arrivati ad avere la sede sociale presso l'anfiteatro, che è la sede sociale che abbiamo ancora adesso. Si effettuarono numerose gite, viaggi in tutta Europa, e nell'alluvione del 92 i soci raccolsero ben 9 milioni di lire. Io ricordo sempre un supporto economico costante al museo che c'è stato secondo le varie necessità. La sede dell'associazione è questa, ho sottolineato che anche adesso è aperta. Noi al martedì, il museo è chiuso al pubblico, ma al martedì noi siamo là quindi a ricevere soci, le persone interessate. Siamo ancora vivi e allora direi che il nostro motto può essere la continuità, perché abbiamo avuto generazioni di soci fedeli sempre a questi obiettivi iniziali. Abbiamo saputo adattarci, le varie generazioni hanno saputo interpretare i segni del tempo, se no non saremmo qui. Si parla tanto di resilienza adesso, e in effetti noi abbiamo superato la guerra, abbiamo superato anche la pandemia, ci siamo messi a fare le conferenze online, quindi a mantenere un po' i contatti tra i soci. Abbiamo avuto una evoluzione normativa, ci siamo adeguati insomma, a tutte le varie richieste di leggi nei vari anni, e le prestazioni dei soci sono sempre state, lo ripeto, gratuite. Qui abbiamo le foto di soci di alcuni anni fa e le generazioni si susseguono. Qui abbiamo un po' di soci che sono al lavoro nella nostra sede. Diciamo come lavoriamo. C'è una struttura associativa, c'è l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, è tutto volontariato, tutti i ruoli sono gratuiti, sono sempre stati gratuiti da quando l'associazione è sorta. Non credo che sia una cosa proprio da poco. E poi c'è stata, indubbiamente, c'è anche adesso, un grande spirito di gruppo con la suddivisione dei compiti, no? A seconda delle proprie competenze, a seconda del tempo che uno ha, insomma. E facciamo in pratica delle riunioni settimanali nella nostra sede in museo, e quindi abbiamo sempre modo di scambiarci delle idee, proposte e commenti. Cerchiamo sempre il coinvolgimento attivo dei soci. Poi abbiamo nelle nostre obiettivi abbiamo proprio quello di fare divulgazione scientifica e non solo. Perché divulgazione scientifica? Insomma, di questi tempi diciamo che la scienza, si parla molto di scienza, a proposito e anche a sproposito naturalmente, ma le tematiche un po' più ampie che riguardano il nostro tempo sono un po' tematiche, tipo tematiche ambientali, tematiche energetiche, intelligenza artificiale, insomma toccano ambiti scientifici. Però, e noi proprio per questo naturalmente cerchiamo di fare intervenire esperti in modo che ci possano dare insomma, delle delucidazioni, ci aiutino un po' a comprendere qual è la situazione, quali sono gli aspetti delle varie tematiche. Però proprio anche le tematiche che io prima diciamo sottolineato sono tematiche molto ampie, per cui non è possibile avere un solo approccio settoriale, è importante avere un approccio multiculturale, cioè arrivare con proposte e con interventi che riguardano vari ambiti culturali. E mi piace sottolineare, mettere vicino scienza e arte, perché noi molto spesso abbiamo fatto conferenze, arte e natura, musica e natura, insomma, abbiamo sempre cercato letteratura e natura, abbiamo cercato di mettere insieme vari aspetti. E vorrei sottolineare che la fantasia, si dice che la fantasia è una caratteristica degli artisti. Certo, gli artisti hanno delle intuizioni tante volte che precorrono anche quello che poi gli scienziati riescono a individuare, ma anche gli scienziati hanno bisogno di fantasia, perché quando ci sono dei nuovi problemi da risolvere bisogna inventarsi delle nuove risposte, delle nuove modalità di risoluzione. E questo
fare divulgazione scientifica e non solo, quindi divulgazione culturale ad ampio spettro, ci permette di partecipare un po' a quella che possiamo chiamare la cittadinanza attiva. Cosa facciamo noi? Abbiamo un programma annuale, proprio Natura e Cultura che chiamiamo, sono questi nostri cartellini, che ne vedete tanti anche in sala. Siamo al 18°, mamma mia, però proprio il titolo vuol dire mettiamo un po' insieme aspetto più naturalistico, scientifico con aspetti più ampi. Cosa facciamo alle conferenze mensili? Questa è una delle tante conferenze mensili che sono però aperte a tutti. Facciamo delle uscite sul territorio. A questo punto mi ricordo di dirvi che la nostra prossima uscita sarà il 22 gennaio e che andremo a visitare l'impianto di potabilizzazione delle acque di Genova Prato. Abbiamo messo un foglietto in fondo alla sala, poi manderò delle mail naturalmente ai soci, ma chi è interessato a venire a effettuare questa visita, l'appuntamento, perché la visita inizia alle 15:30. Ah, scusate. La visita inizia alle 15:30, però noi ci troviamo alle 14:30 alla partenza dell'autobus 14 in Viale Taon de Revel davanti a Brignole e andiamo là insieme, poi troveremo un altro autobus più piccolo, insomma arriveremo. La visita durerà circa un'ora e mezzo, quindi volendo potete già prenotarvi uscendo qui in fondo. E poi facciamo delle gite annuali, normalmente a novembre una giornata, maggio, giugno 2 giorni, e abbiamo degli eventi sociali, aperitivo natalizio che abbiamo appena fatto, aperitivo di fine anno che facciamo poi a giugno, e anche le gite sociali, le gite sono degli eventi sociali. Abbiamo questi vari programmi, qui ne ho fatto vedere qualche esempio. Diciamo le tematiche che noi abbiamo affrontato, genetica e DNA, alimentazione, vaccini, prima ancora del Covid, ci occupavamo di queste cose. Gli insetti e la storia, cioè gli insetti e un po' di archeologia, abbiamo avuto dei rapporti, anche siamo andati a visitare, abbiamo avuto varie conferenze in collaborazione con l'Istituto Idrografico della Marina, che ha compiuto 100 anni anche lui pochi anni fa. Abbiamo avuto un intervento del professor Garattini online quando eravamo durante il Covid, abbiamo affrontato il tema del verde urbano, la comunicazione al tempo dei robot, come vedete natura e musica, gita all'Arderello, anche qui l'Arderello e Volterra, abbiamo abbinato l'aspetto più scientifico, naturalistico e poi i sarcofagi etruschi di Volterra. Siamo andati in Val Camonica ai Graffiti, l'acquedotto storico genovese. Gita sul Mincio ad Arezzo, allora mi piace ricordare che questa Madonna del Parto era venuta a parlarci di questa Madonna del Parto in museo Giovanna Rotondi Terminiello, che è mancata proprio poco tempo fa, e ci aveva raccomandato, mi raccomando, andate a vedere la Madonna del Parto di Piero della Francesca. Poi siamo stati l'estate scorsa a Ginevra, e abbiamo fatto visita a Ginevra e visita al CERN. Abbiamo avuto anche l'opportunità di avere un breve incontro con Ugo Amaldi, il quale tra l'altro farà una conferenza con noi online, perché ha 90 anni, anzi più di 90 anni, in gambissima, chi se lo ricorda come l'abbiamo visto. Verrà a fare una conferenza, mi sembra, in aprile, online, e qui ne parleremo. E poi, abbinando sempre scienza e altri ambiti culturali, abbiamo fatto un giro per Ginevra, siamo andati alla cattedrale dove Calvino teneva i suoi sermoni, no? Tanto per ampliare i nostri spazi culturali. Una cosa importante che noi facciamo non è solo cultura scientifica, ma recuperiamo risorse economiche. Come? Soci annuali, e i soci devono essere consapevoli che con la nostra quota diamo un sostegno al museo. Le nostre quote sono un po' inferiori a quelle dei nostri antenati, dei nostri primissimi antenati, però insomma noi cerchiamo di mantenere questa cosa. Poi il 5 per 1000, tutti gli anni abbiamo un buon riscontro, un anno abbiamo avuto il 2 per 1000, anche una grande cosa, ma poi è stato eliminato il 2 per 1000. Donazioni e lasciti testamentari, vedremo dopo cosa abbiamo fatto, perché abbiamo avuto donazioni, raccolte fondi in eventi particolari, per esempio nell'alluvione del 2011, di nuovo andavamo in giro con Giuliano a raccogliere chi ci dava, abbiamo raccolto abbiamo avuto un buon raccolto, possiamo dire.
Poi collaboriamo a mostre, abbiamo collaborato e abbiamo avuto rimborsi spese da convenzioni. Con le risorse economiche cosa facciamo? Acquisto di collezioni, diciamo quello che serve diamo per la conservazione degli esemplari, abbiamo acquistato strumenti armadi per laboratori, testi e pubblicazioni per la biblioteca, di cui in questo è infaticabile il nostro Roberto Poggi. Poi da anni e anni l'associazione porta avanti l'abbonamento alla rivista Zoological Record, che è molto importante in ambito zoologico. Sosteniamo progetti di giovani naturalisti che vengono in museo a fare ricerche, a dare una mano, e abbiamo collaborato a mostre temporanee. Faccio qualche esempio, qualche foto. Abbiamo avuto gli anfibi, abbiamo avuto la mostra Cryptos, sul mimetismo. E chi sono i nostri soci? Sono adulti, sono pensionati attivi, sono genitori, sono nonni, così noi ci acculturiamo e magari acculturiamo i nostri figli, i nostri nipoti, eccetera, eccetera. Sono appassionati di cultura, ma di cultura direi ad ampio spettro, ecco, non solo scientifico. Questo ci permette anche di ampliare la platea dei nostri soci. I nostri soci danno credibilità all'associazione, perché rendono visibile in città l'associazione, la rendono un'associazione seria, degna di possibili lascite e donazioni, come noi abbiamo anche avuto. Abbiamo dei soci giovani che sono minorenni, che cerchiamo di tirare su, che magari prenderanno il nostro posto un pochino più avanti. E poi come benefit abbiamo ancora adesso lo scontro per ingressi musei civici. Naturalmente quello al museo per il momento non serve più. Abbinamento, gita a Parma, vi faccio vedere anche un po' di foto così vivacizziamo un po' la cosa. Siamo andati al Palazzo Pilota, ma anche all'Oasi di Torrile. Siamo andati a novembre al villaggio Crespi e alla centrale idroelettrica Taccani sull'Adda, questo villaggio costruito da un illuminato imprenditore, veramente ci abitano ancora persone ancora discendenti. La fabbrica non esiste più, naturalmente, era una fabbrica e un villaggio che è stato costruito fine 800, inizio 900, c'era tutto, la scuola, tutto in questa per i dipendenti, naturalmente a vantaggio anche dell'imprenditore, mica per carità, però era un qualcosa di interessante. E poi la centrale che è stata costruita, che funziona ancora adesso, collegata con l'Enel. Quali sono le date, i progetti importanti finanziati in questi ultimi anni? Allora, nel 2017 l'associazione ha compiuto 90 anni, mentre il museo ne ha compiuto 150. Abbiamo fatto la ristrutturazione della sala cetacei e determinato anche l'accessibilità al museo per i disabili. Nel 22, in 95 anni, abbiamo avuto lo spettacolo Butterfly Bazaar e nel 24 la Tigre Bianca, che abbiamo realizzato con l'Ascito Roba. Allora, vediamo un attimo due foto. Questa è la festa per i 90 anni nel novembre del 2017, avevamo fatto anche un po' di musica in anfiteatro. Qui si vede la sala cetacei, la targhetta che ci ricorda. Qui abbiamo tutti i modelli della sala cetacea, adesso c'è appesa anche la bellissima balenottera, ma al momento è chiusa, non si può vedere, e si vede qui sto capodoglio, perché prima di questa festa era venuto da noi, avevamo avuto la conferenza di Wurz, un naturalista, che è quello che poi ha realizzato anche questo capodoglio, questo modello a dimensione quasi naturale, e proprio che insomma ci ha parlato proprio delle questi sono modelli, ma insomma dei vari organismi che sono presenti, che sono rappresentati in questa sala. Per i 25 anni, nel 22, abbiamo avuto Carla Perolero, che ha rappresentato la storia di una entomologa, Margaret Fontaine, che ha raccolto in giro per il mondo ben 12 volumi di diari e 22 esemplari di farfalle, e quindi ci sembrava interessante per noi che ci occupiamo di queste cose. L'ultima arrivata al museo, probabilmente quasi tutti l'avete vista, è la Tigre Bianca.
tigre bianca, mantello bianco con strisce nere, ed è una rara mutazione genetica con una bassa sopravvivenza in natura, perché nell'ambiente in cui vive Bianca più che i suoi predatori sono i suoi predati, la vedono e ha difficoltà a sopravvivere. Forse questi organismi nel tempo, nel passato, sopravvivevano perché in India gli organismi bianchi venivano presi un po' come fossero quasi degli dei di origine divina, quindi in qualche modo riuscivano a salvarsi. Comunque quello che è arrivato da noi proveniva dal circo di Catania ed era stata recuperata dal Corpo Forestale di Catania, che ha preso contatto col direttore, il dottor Doria, e quindi poi è stata preparata da un'azienda Naturaliter con varie tecniche di tassidermizzazione. Anche Naturaliter era venuta a parlare, ha fatto una conferenza da noi, ci ha spiegato bene come avevano realizzato la cosa. E, vediamo qua questa tigre, naturalmente le parti molli vengono eliminate, lo scheletro viene invece recuperato ma sistemato da altre parti, la pelle viene conciata, trattata, e poi c'è tutto un lavoro di preparazione, di sistemazione molto interessante su come si può vedere, ecco, come abbiamo visto. Com'è che noi ci facciamo conoscere? La nostra sede museo, ripeto, è sempre aperta martedì 10-12. Abbiamo un sito web, un canale YouTube, poi la passaparola tra i soci, no? Tra gli amici c'è una mailing list dei soci, una mailing list del Comune di Genova. Abbiamo materiali promozionali che sono i nostri, questi qui ormai sono tipici, no? E poi le locandine, le lettere che scriviamo ai soci. Questo è il programma di quest'anno, ne abbiamo tanti in sala, e quindi noi siamo al primo incontro del 2026. Consiglio direttivo in carica, eccoci che siamo qui tutti schierati, e qui ci sono tutte le persone che fanno parte del consiglio direttivo attuale e che ringrazio per tutto il lavoro, per l'impegno che fanno e che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Ora abbiamo parlato di un testo che parla di 80 anni, ma in pratica noi siamo ai 100. Allora abbiamo pensato di realizzare un piccolo progetto editoriale sugli ultimi 20 anni, perché 20 anni sono passati rapidamente, ma sono passati. Allora vorremmo realizzare un testo raccogliendo quello che è stato fatto in questi anni, e vorremmo coinvolgere i soci, proprio anche un modo perché i soci si sentano parte sempre di più dell'associazione. E quindi chiediamo, io poi manderò anche delle mail, chiedo a tutti quelli che sono qui, foto, ricordi, scritti, qualcosa, cose più simpatiche, insomma tutto quello che volete a ricordo di qualche vostra partecipazione, conferenza, gita, fatti curiosi, ecco, perché vorremmo raccoglierli in un piccolo libretto. E direi che per tutti noi che siamo qui, che possiamo avere davanti come due temi. Uno è la continuità, perché sono 100 anni che continuiamo, andiamo avanti nella stessa direzione, e possiamo avere anche l'orgoglio, io penso che lo possiamo avere tutti, proprio di essere orgogliosi, sentirci orgogliosi di continuare a sostenere il museo Doria e l'opera dei nostri predecessori. Ora, festeggiare i 100 anni, come? Ecco, questo lo dovremo decidere, perché adesso col museo vedremo di trovare con Giuliano delle altre soluzioni per festeggiare, con l'aiuto dell'Accademia, insomma, come festeggeremo, come faremo per festeggiare i nostri 100 anni. Ci dobbiamo pensare, un po' di fantasia ci vuole. Allora, quali sono le nostre prospettive? Abbiamo letto questa intervista all'assessore Montanari, certamente tutti questi anni di chiusura, ora vedremo se sono quelli o no, ma insomma ci devono fare pensare, inventare un po' di cose. Cosa faremo oltre i 100 anni? Ora, la proposta è di andare un po' avanti con il nostro natura e cultura, ma possiamo sempre cambiarlo. C'era una idea col direttore che avevamo detto cerchiamo di risistemare progetti sulla cellula, ne parlavo ancora col direttore ieri, vedremo. E poi io direi che possiamo collaborare, io direi che siamo pronti, penserei che tutta l'associazione può essere pronta a collaborare alla ristrutturazione del museo, che può essere una grossa opportunità, perché questo museo, lo diremo fra poco, ha più di 100 anni,
e quindi magari può avere bisogno di qualche diciamo, lavoro di rinnovamento. E direi che però per noi abbiamo detto che finora si sono adeguati ai tempi, cercheremo anche noi di adeguarci ai tempi con fantasia. Vi ho detto prima che la nostra storia però è intrecciata alla storia del museo, quindi ritorniamo a questa bella facciata del museo. Il museo è stato fondato nel 1867, sappiamo tutti che è un simbolo culturale genovese importante. Com'è venuta fuori questa fondazione? Perché Giacomo Doria aveva raccolto vari esemplari in Liguria, in Persia, nel Borneo. Per di più al municipio erano arrivate delle raccolte delle collezioni di Lorenzo Pareto, prevalentemente rocce, minerali e fossili, del principe Oddone di Savoia, prevalentemente conchiglie, e allora il comune diede diciamo a Doria, che l'aveva chiesto, una prima sede che è stata la Villetta di Negro. Il primo direttore è stato Giacomo Doria, con vice direttore Raffaello Gestor, che abbiamo visto prima, che ha fondato la nostra associazione. Giacomo Doria, nato a Spezia nel 1840, morto a Borzoli nel 1913, naturalista e politico, senatore del Regno, sindaco di Genova, persona eclettica. Ricercatore naturalista, voglio ricordare, ha fatto i suoi primi studi naturalistici vicino a Spezia, dove abitava con Capellini. Qualcuno di voi si ricorderà che qualche anno siamo andati proprio a Spezia a vedere al museo e c'era una mostra su Capellini. Ha partecipato a spedizioni internazionali in Persia e nel Borneo insieme al botanico fiorentino Edoardo Beccari. Poi è stato presidente della Società Geografica Italiana, quindi questo gli ha permesso di fare anche esplorazioni in tutto il mondo, ed è stato fondatore di museo e anche di società di letture e conversazioni scientifiche, come ci aveva detto Stella Rollandi, se vi ricordate, durante il Covid aveva fatto una conferenza e aveva parlato della fondazione delle conversazioni scientifiche, anche del museo. Nell'Ottocento, insomma, la nostra città era veramente, c'era il fiore della cultura direi italiana. Le prime riunioni nella libreria Boeuf, che è diventata Buozzi, che ha chiuso proprio recentemente. Trasferimento a una nuova sede, perché alla fine del XIX secolo Villetta di Negro era diventata piccola, non ci stavano più i vari reperti. Allora il comune incaricò l'architetto Cordani, che è quello che ha fatto anche Brignole, che sia Brignole che il museo hanno delle somiglianze. Nel 1912 ci fu l'inaugurazione, purtroppo Doria era già malato quando c'è stata l'inaugurazione, è morto nel 2013 e il 25 novembre è stato intitolato a lui il museo. Nel 2013 c'è stato un restyling con quelle sagome colorate che vediamo, no? Che stanno molto bene. Ecco, poi in museo ci sono schede di naturalisti, esploratori, e mi soffermo un attimo su Raffaello Gestro e su Edoardo Beccari, perché Raffaello Gestro, Doria quando è andato a fare dei viaggi all'estero gli aveva affidato le sue collezioni e Gestro poi conoscendo Doria si appassionò all'ambiente naturalistico, ma all'inizio Gestro era un medico che lavorò anche a Pammatone ed ha partecipato anche come medico alla terza guerra di indipendenza. Poi si è appassionato con Doria, è diventato un entomologo che ha diciamo identificato circa 900 esemplari, quindi una cosa. E Gestro è stato in museo per ben 67 anni, ecco, quindi ha retto il museo alla grande, quindi persona particolarissima ed è tra i nostri fondatori. Edoardo Beccari è un botanico fiorentino con cui mi piace soffermarmi su lui, adesso vedrete perché con Doria è andato in giro anche lì per il mondo, è andato nel Borneo e ha portato anche dal Borneo vari esemplari. Abbiamo i casuari, che sono questi uccelli non volatori con una specie di casco sulla testa. Ha portato un orango di cui adesso vi parlerò un secondo
e quando poi Doria ha portato anche lui un orango che gli ha fatto e che è in museo, che gli ha fatto un po' da servitore per qualche mese. Ma Edoardo Beccari, dopo essere stato in Borneo, ha scritto un testo nelle foreste del Borneo. Chi si è basato su questo testo? Salgari, che non si è mai mosso da Torino, ha ambientato il suo Sandokan con tutte le sue avventure leggendo il libro di Gestro, di Beccari. E poi Beccari è stato a Londra, ha avuto l'opportunità di conoscere Darwin e tra l'altro adesso c'è una mostra a Firenze alla Specola. Vi ricordate che anche noi siamo stati alla Specola in occasione del cinquecentenario o che anno era, non mi ricordo esattamente, di Leonardo da Vinci. Adesso alla Specola c'è una mostra su Beccari e il museo ha mandato un orango, una copia dell'orango che è in museo in 3D, realizzata proprio nel nostro museo, che adesso fa parte di questa mostra laggiù, che ha realizzato Renato Schiaparelli, che ha fatto con noi una conferenza. Peculiarità di questo museo, dal 67, è il più antico della città, e io vorrei suggerirvi di andare a vedere su Sky Arte Genova dell'Ottocento, perché è stato realizzato un bellissimo cortometraggio sui musei ottocenteschi sorti a Genova, quindi non solo il Museo di Storia Naturale, che è il primo museo civico, ma bianco, rosso, eccetera, e gli altri, ed è veramente molto interessante sulla storia e sull'origine dei nostri musei. Andate su Sky Arte, poi adesso mi hanno detto che poi fra poco dovrebbe essere messo anche sul canale YouTube del comune. Allora mi hanno detto che nel 12 siamo arrivati nella sede attuale e ci sono circa 5 milioni di esemplari, animali, vegetali, minerali, ecco, anche raccolti in importanti collezioni. In sala ce ne sono circa 6.000 su 2 piani, cioè esposti, scusate, ce ne sono circa 6.000 su 2 piani e 23 sale. E poi ci sono 18.000 tipi. Cosa sono i tipi? Sono gli esemplari che sono punti di riferimento per identificare le specie. E 18.000 mi sembrano veramente un buon numero. Abbiamo qui qualche foto, la sala dei pesci, la sala degli insetti, abbiamo la sala dei minerali, anche qui sono 400, ce ne sono 25.000 in realtà, ma l'esposizione naturalmente sono molto meno. Si vedono per esempio così gli insetti, le lepidoteri, come anche vengono conservati. E poi abbiamo ecco, una biblioteca ricchissima, 17.000 monografie, 77.000 miscellanee, 1.200 periodici, di cui 700 in corso. Ricordiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero persi più di 30.000 volumi, perché non sono stati, erano sul tetto e non sono stati spostati. Abbiamo poi dei fonti d'apposito e un laboratorio di tassidermia dove vengono appunto realizzati, si vedono uccelli e cose. Ma in museo ci sono anche presenti alcune cose che non sono normalmente visibili al pubblico, perché poi si rovinerebbero, ecco, così, se fossero tenuti in altro modo, e sono l'erbario di Clelia Durazzo Pallavicini, che è vissuta nella villa di Pegli, altro museo civico, e che è raffigurata in questa, con questa statua in cui ha in mano l'erbario e poi un piccolo ramoscello. È una delle prime scienziate donna, ecco, fine Settecento, inizio Ottocento. E poi abbiamo ancora la raccolta di licheni del poeta Sbarbaro, quando dicevamo prima che mettiamo insieme un po' di scienza e un po' di altro ambito culturale. Sbarbaro amava moltissimo i licheni, perché diceva che sono un piccolo organismo formato da 2 piccolissimi organismi che, mettendosi insieme in simbiosi, riescono a realizzare grandi cose, perché i licheni vivono in ambienti veramente difficili per tutti.
In museo io ricordo sempre che c'è anche Pro Natura, e abbiamo qui anche un rappresentante di Pro Natura che ha fatto i 70 anni, ha festeggiato i suoi 70 anni. E c'è anche ADM che ha sempre fatto attività per le famiglie che adesso, e per le scuole, e che adesso fa attività fuori museo perché porta reperti fuori nelle scuole oppure negli altri musei civici. Abbiamo avuto mostre importanti, mostre con animali vivi, serpenti vivi, qui si è schiuso addirittura un uovo in museo, Mitos, se vi ricordate, anche lì si mettevano insieme aspetti scientifici, naturalistici e aspetti mitologici, anzi gli organismi erano costituiti in parte, qualche era vero, di animale vero, qualche parte costruito. È stata anche quella molto interessante. E poi ultimamente ci sono stati, quando c'era Genova per il Medioevo, ci sono stati questi bestiari medievali in cui si rappresentavano gli animali in modo allegorico, no? Gli animali rappresentava qualche particolarità dell'animo umano. E poi un'ultima mostra, Natura di notte, con dipinti realizzati da naturalisti. C'è un'app in museo e che funziona ancora adesso, quindi io lo vorrei dire che qualcuno, se vuole ancora vedere qualcosa del museo, anche se il museo è chiuso al pubblico, con questa app è molto importante. Questo museo è sempre attivo e ne parlerà adesso il direttore, con le ricerche, l'incremento, le pubblicazioni che esistono. La rivista degli annali del museo è stata messa su da Doria, ecco, e continua ad andare ancora adesso, poi c'è anche una Doriana che è una miscellanea. Direi che possiamo dire che abbiamo bisogno di cultura scientifica e che abbiamo bisogno di museo e associazioni uniti. E io continuo a dire, l'ho scritto bene qui, se noi diamo con le nostre quote sosteniamo il museo e anche diciamo, diamo il 5 per 1000 al museo, queste risorse sicuramente, adesso ne parleremo col direttore, anche prossimamente, anche con gli assessori, con quello che si farà del museo, ecco, i soldi non vanno buttati via, perché prima o poi noi in qualche modo potremo collaborare, ci auguriamo di poter collaborare, nei nostri limiti naturalmente, ma un po' a questo rinnovamento, a questa ristrutturazione del museo. Per cui adesso io darei la parola a Giuliano Doria e lo ringrazio per essere venuto a parlarci. Va bene anche il PDF. Ma le avevo dato il PowerPoint. Ce ne sono due. Mi sembra che giù.
Grazie Carla e grazie per avermi dato questa possibilità di raccontare un po' quello che si svolge, scusate, in museo, anche se il museo è chiuso. Tra l'altro, appunto Carla citava l'articolo di ieri dell'assessore Montanari, l'intervista che gli hanno fatto. L'ho sentito proprio poco prima di venire qui in accademia, mi ha detto di portare i suoi saluti a tutti voi all'accademia e questo è un momento abbastanza importante per il museo perché, giusto per, visto che è di attualità questa notizia dei lavori, dei grossi lavori, è un edificio che ha più di 100 anni, è in sofferenza come tutti gli edifici storici, ha notevoli carenze dal punto di vista dell'impiantistica, della sicurezza che oggi sappiamo bene che è molto importante, per cui la riflessione che era stata fatta dall'assessore e che mi trova pienamente d'accordo è quella di dire facciamo un intervento non dei tapulli così che poi dopo pochi mesi o pochi anni bisogna rintervenire, ma fare un intervento deciso sull'edificio, mettere in sicurezza l'edificio, le sue collezioni, il personale che ci lavora, i visitatori del futuro e a questo punto riconsegnarlo alla città migliore, nel senso fare un intervento anche sul settore espositivo, quindi curare un allestimento più moderno e perché ovviamente ci sono delle sale che hanno ormai parecchi anni, quindi qualche anno fa, qualche decennio fa erano molto al passo coi tempi, adesso con tecnologie diverse, sistemi diversi, penso solo all'illuminazione, una volta c'erano i neon, adesso ci sono i LED anche per una sostenibilità ambientale, quindi fare un intervento più deciso, lasciare la città senza il museo per qualche anno, ma renderlo sicuro e migliore. Ora tornando un attimo alle attività, ripeterò alcune cose che ha già detto Carla. Mi aveva chiesto di dire il museo è chiuso, ma cosa succede dietro alle porte del museo dove ogni giorno i dipendenti, i conservatori onorari, gli studiosi entrano? Allora ricordo che appunto ci sono nel settore espositivo che ha il piano terra e al primo piano del museo, quelli indicati in rosso 6.000 esemplari, nel piano dei fondi e nel secondo piano ci sono 5 milioni di esemplari. 5 milioni di esemplari, ho fatto questa foto, ho ripreso questa foto da internet di Melbourne che ha circa 5 milioni di abitanti, per dare un'idea della quantità di esemplari che ci sono che devono essere accuditi come un cittadino della città di Melbourne. Le collezioni, come vi ha accennato Carla, sono in alcol, sono collezioni a secco, quindi varie modalità di conservazione. Abbiamo collezioni osteologiche, le collezioni entomologiche, che sono le collezioni più importanti del museo. Abbiamo gli erbari, tra cui l'erbario della Clelia Durazzo. Abbiamo i minerali. Cosa succede su queste collezioni, su questi 5 milioni di esemplari? Vengono quotidianamente trattati, quindi riordinati, catalogati, studiati dal personale del museo e fatti studiare dagli studiosi stranieri di tutto il mondo, italiani e stranieri. Vengono digitalizzate le collezioni, quindi con i nuovi sistemi fotografie digitali e inserimento su cataloghi online, in modo che tutti i cittadini del mondo che siano appassionati o studiosi possano avere le informazioni su questi materiali. Si va dalla digitalizzazione di insetti alla digitalizzazione delle balenottere. Come vi ha fatto vedere Carla, la preparazione continua di esemplari nel laboratorio tassidermico.
Incremento delle collezioni. Le collezioni non sono statiche, ma vengono continuamente incrementate. Qua, per esempio, si vedono collezioni in alcol di anfipodi, collezioni di lepidotteri. Recentemente abbiamo ricevuto una collezione di sterni dalla Smithsonian Institution. Ci hanno inviati in regalo sterni di uccelli importanti per lo studio del volo, fino ad esemplari più grossi, più significativi come la tigre bianca o l'aquila testa bianca. Vengono accolti studiosi, ricercatori in visita di studio, italiani o stranieri, ma è una presenza, non dico quotidiana, ma quasi. Vengono pubblicate le riviste scientifiche Annali ed Oriana, Annali dal 1870. Questo per dare un'idea dell'impegno costante, della serie di attività anche molto diversificate che vengono svolte in museo. La biblioteca del museo, di cui vi ha parlato la Carla Olivari, quindi catalogazione continua di monografie, periodici, estratti, anche questi in continuo incremento, una biblioteca viva. Viene svolta attività su canali social e viene aggiornato il sito internet, sempre per quei discorsi di aggiornamento, essere al passo coi tempi. Il progetto Fuori Museo è un progetto che abbiamo messo a punto assieme all'Associazione Didattica Museale proprio in occasione della chiusura del museo. Abbiamo detto il museo è chiuso, facciamo uscire i reperti, gli esemplari dalle collezioni del museo e portiamoli per esempio al Museo Archeologico, alla Biblioteca De Amicis, contestualizzandoli in quell'ambiente. Prestiti di materiale per mostre nazionali. Abbiamo prestato dei importanti reperti per la mostra La Balena qui a Palazzo Ducale, tra l'altro in un allestimento molto scenografico. L'orango raccolto da Dorie Beccari in Borneo nel 1865 è in questo momento alla Specola di Firenze per una mostra su Beccari. Partecipiamo a video di divulgazione scientifica. Questo che vi indico con la freccia rossa è un video di Willy Guasti che ha questo sito Zoosparkle. È un giovane naturalista molto serio che dice cose molto interessanti in maniera divertente. Ha fatto quel video sul museo, ha avuto più di 24.000 visualizzazioni 2 mesi fa. In ultimo abbiamo partecipato, come vi ha detto la Carla Olivari, al documentario sui musei di Genova, documentario molto interessante che analizza lo sviluppo dei musei nell'Ottocento a Genova e non è necessario, ti contraddigo Carla, andare su Sky Arte perché è stato proiettato su Sky Arte a dicembre. Da gennaio ci verrà fornito il video e anzi abbiamo l'indicazione di divulgarlo, quindi lo verrà mandato sul canale YouTube del Comune di Genova, ma manderò una copia anche agli amici del museo che lo mettano sul loro sito, quindi sarà visibile per tutti. Ovviamente se ci sono domande sono a disposizione e vi ringrazio molto. Ci suggerisce che siamo disponibili a collaborare, come facciamo da 100 anni, no? Cambiano le cose, ci adeguiamo ai tempi. No? Ma sicuramente il
in questo lavoro che si svolgerà nei prossimi anni di intervento sul museo, l'Associazione degli Amici del Museo sarà coinvolta per proporre idee, non solo pensando a un contributo, ma proporre idee, visto che, come dicevi giustamente, la vita dell'associazione, quella del museo, è 100 anni che vanno a braccetto, per cui penso che continuerà il rapporto, il museo chiuso e i lavori in museo, come giustamente diceva l'assessore, il Rijksmuseum di Amsterdam è stato chiuso 10 anni, quindi per lavori, però lo si rende migliore, e il nostro obiettivo è quello del museo, del comune e immagino degli amici. Quindi penso che noi possiamo dire che accettiamo la collaborazione, no? Che siamo entusiasti di collaborare, che ci faremo venire delle idee e che sono sempre benvenute tutte le idee di chiunque architetto. Una domanda, Giuliano. Esiste una cartografia della Liguria di tipo localizzativo di tutti i beni culturali naturalistici, non separata per singole categorie, ma integrata come natura? Esiste? Ma parli del patrimonio museale o cartografia con la localizzazione di tutti dal mare, i fondali marini, le rocce, eccetera, ma non separata, perché esiste per varie categorie. Io faccio l'urbanista e quindi cado in questi termini, no? Secondo me sarebbe molto importante dal punto di vista anche del museo, cioè di mettere in evidenza il parco di Portofino. Sappiamo cosa c'è sui fondali, che tipo di animali. Si vede alla televisione qualche cetaceo da altre parti, ma non c'è uno studio scientifico di localizzazione territoriale di tutti i beni culturali naturalistici. Cioè, questa è una domanda che bisognerebbe fare alla Regione Liguria, perché di alcune cose ci sono, di alcuni parchi hanno fatto per esempio ci sono tanti parchi sul territorio ligure e mi risulta che ci siano tanti lavori sull'aspetto geologico, mineralogico, zoologico e botanico. Sì, quello sì, che ci sia su tutta la regione, non credo che ci sia una cosa completa, anche perché si parla di migliaia di specie animali, vegetali, rocce e minerali. Sarebbe utilissima, sì, ma... Scusa, dal punto di vista tecnologico, con l'AI e con altre forme si può fare qualsiasi cosa. Ti voglio dire che la regione non mi convince affatto. Faccio un esempio oggettivo. Non esiste un piano delle destinazioni d'uso unico della regione Liguria, per il piano regionale, che non hanno mai fatto fino in fondo, perché la regione Liguria, per legge, dovrebbe fare un piano paesaggistico di tutta la Liguria, e comunque i beni naturalistici dovrebbero essere tutti individuati e classificati. Dopo tanti anni della regione 1975, in tutti questi anni hanno fatto delle carte separate, ma non una vera cartografia scientifica delle destinazioni d'uso e tenere conto delle variazioni nel tempo. Non è uno scherzo. No, ma non è... Io penso... Sì, penso che sarebbe interessante, ma... Spetta alla regione Liguria. No, nel senso, Giovanni, non è mia competenza, non ne conosco. Sarebbe da naturalista, ti dico che sarebbe assolutamente interessante e utile. Certo.
Sì. L'assessore ha parlato di 5-6 anni. Per poter fare questa previsione di anni, si sa quando cominceranno i lavori e se si sa quando saranno avviate le progettazioni, gli appalti, non lo so, insomma tutte quelle procedure che sono necessarie per iniziare. Allora, sono già stati stanziati 1 milione di euro per rifare l'impianto elettrico, che è la causa, come sapete, della maggior parte degli incendi. Purtroppo recentemente abbiamo letto un lavoro sui danni nei musei, le distruzioni dei musei di storia naturale, e tantissimi sono causati da una minima scintilla nell'impianto elettrico che poi si diffonde seguendo proprio i cavi elettrici. Quindi 1 milione di euro per il rifacimento totale in sicurezza dell'impianto elettrico, l'impianto di rilevazione fumi che purtroppo attualmente al piano terra e al primo non c'è, e poi l'illuminazione rifatta completamente nel piano fondi al secondo piano, e quindi questo iniziano a breve. Abbiamo un sopralluogo di una ditta la prossima settimana. Io ho l'impressione che l'assessore abbia dato questo termine anche forse un po' eccessivo, quindi è stato, diciamo, più prudente, perché è inutile dire tra 2 anni lo rendiamo alla città quando sappiamo benissimo che non ce la faremo. E è previsto da qui a fine giugno di creare quello che ha definito un master plan per fare tutto lo sviluppo dei lavori sul palazzo e sugli allestimenti. Perché sarebbe anche, in base alle cose che ha detto Carla, interessante una ideazione anche della fruizione, no, delle esposizioni per il pubblico. Diciamo, forse in questo può esserci anche un contributo dell'associazione, non so, per valutare il rapporto poi col pubblico, con gli studiosi. Assolutamente sì, cioè poi si pone su 2 livelli, abbiamo visto. Uno, le collezioni, quello che il pubblico non vede, i 5 milioni di reperti che presumibilmente entro qualche anno diventeranno 6 milioni perché sono previste donazioni di importanti collezioni. E l'altro aspetto, la parte verso il pubblico generico, e quello sicuramente è interessante accogliere tutte le osservazioni delle associazioni, anche di Pro Natura, che appunto qui abbiamo il presidente, degli amici del museo, di tutte le associazioni del mondo della scuola, gli insegnanti, i giovani, quindi avere tutti questi input servono sicuramente per poter organizzare un miglior allestimento. Sono previste delle gare per affidare i lavori oppure sono fatti in economia, diciamo così? No, sono tutte gare ufficiali, sì, certo, sì. Qualcuno vuole ancora intervenire? Io vorrei ringraziare i soci, in quanto soci, perché hanno fatto sì che l'associazione sia arrivata fin qui. Quindi lo dobbiamo a tutti voi, a tutti noi, che da anni seguiamo e siamo attivi nell'associazione. Quindi questo un grazie. Poi ci daremo disponibili per inventarci delle cose, per adeguarci ai tempi, no? Per i nostri prossimi 100 anni, possiamo dire, 100 ne abbiamo quasi passati, per i prossimi 100 anni siamo pronti. E poi io vorrei dire che allora il prossimo incontro è il 22 gennaio, come abbiamo detto. Chi è interessato si iscrive dalla sua adesione là in fondo alla sala, ma comunque io invierò una mail. E poi la prossima conferenza sarà il giovedì 5 febbraio, Grotte Sottomarine, con Nike Bianchi dell'Università di Genova. Se nessuno vuole intervenire, grazie ancora al direttore, al dottor Doria, grazie al nostro direttore onorario e grazie a tutti voi che avete partecipato.